Questa interrogazione nasce da un documento ufficiale diramato dall'azienda sanitaria Friuli Occidentale in cui si informa che a causa della carenza di organico del personale medico i tempi di attesa per le visite oculistiche e quindi le iniezioni intravitreali, gli interventi laser e chirurgici potrebbero essere molto più lunghi, consigliando addirittura ai pazienti di rivolgersi ad altre strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate. Considerato che per tempi molto lunghi si intende spesso anche un'attesa di minimo 2 anni e mezzo, preso atto della necessità di rinforzare l'organico, non solo del reparto di oculistica nell'ospedale di Pordenone, e di sostituire i medici andati in pensione, rimpiazzando i tanti professionisti che per troppo tempo inascoltati hanno abbandonato il servizio sanitario regionale per portare le loro competenze in cliniche anche private e spesso fuori regione. Considerato che la criticità delle liste d'attesa all'ospedale di Pordenone non rappresenta una novità né per i pazienti e né per il personale e nemmeno per i vertici della sanità regionale, interrogati a più riprese sul tema negli ultimi 3 anni, si interroga la Giunta per conoscere quali siano le azioni avanzate per sopperire a questa situazione ingestibile. Grazie Presidente. Grazie consigliere Capozzella, prego Assessore. L'oculistica dell'ospedale di Pordenone si occupa dell'attività di chirurgia diagnostica avanzata per l'azienda. Il piano di lavoro prevede l'impiego di 11 dirigenti medici, compreso il direttore. Il fabbisogno nel corso degli ultimi anni non è mai stato soddisfatto completamente. Nell'ultimo anno vi è stata una serie di richieste di trasferimento di missione che hanno ulteriormente ridotto il numero di dirigenti presenti. L'azienda ha pertanto bandito il 25 marzo un concorso per 3 posti vacanti nelle more della procedura selettiva a tempo determinato, al quale hanno risposto 2 candidati. L'azienda inoltre sta rimodulando i contratti con il privato accreditato che eroga attività specialistica ambulatoriale al fine di acquisire un numero maggiore di prestazioni oculistiche di integrazione dell'offerta e gestione diretta. In aggiunta, l'azienda ha previsto nell'ultimo comitato zonale di chiedere un ampliamento delle ore di attività oculistica da parte degli specialisti ambulatoriali dopo aver acquisito dalla Regione l'autorizzazione in deroga al massimale di ore da impiegare per gli specialisti convenzionati interni. Relativamente però puntualmente al quesito che pone il consigliere Capozzella, dove dice se non sia il caso in via del tutto emergenziale di supportare il lavoro del reparto di oculistica di Pordenone con una delle 2 equip presenti all'ospedale di Udine, voglio rispondergli che l'azienda, anche sulla base di una serie di considerazioni su quali evidentemente si fonda anche il suo quesito, formalizzerà a breve la richiesta di accordo internazionale con la Friuli Centrale per potersi avvalere di specialisti oculisti in attesa di reclutare in proprio le risorse necessarie, espedendo le procedure di bando di selezione. Grazie, prego Capozzella. Grazie Presidente, grazie Assessore. Io mi sento soddisfatto di questa risposta, anche perché questa interrogazione conteneva nello stesso tempo una proposta, quindi non era solo un'interrogazione. E anche relativamente alla proposta contenuta nell'interrogazione mi sento estremamente soddisfatto. Grazie.